Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dramma a Palermo, morto il giovane tunisino brutalmente aggredito 2 settimane fa in via Macheda, vittima di una spedizione punitiva. Inutili, disperati tentativi dei medici del Policlinico di salvargli la vita. Etna, nuova eruzione nella notte, show dalla voragine con fontane di lava alte migliaia di metri. Stavolta la cenere è caduta in quantità su Acireale e il sindaco Barbagallo lancia dal TG Sicilia un SOS al governatore e alla protezione civile. Servono mezzi e apparecchiature. Catania intanto fa i conti con un difficile ritorno alla normalità, rimosse 600 tonnellate di cenere, ne restano sulle strade più di 3.000. Messina ha smantellato un gruppo che spacciava droga rifornendosi da Catania e dalla Calabria, 9 arresti, emerge il ruolo delle donne. Lotta al caporalato e al lavoro nero. I carabinieri sospendono l'attività di 4 aziende del Palermitano con 14 operai senza regolare contratto. Gli eurodeputati siciliani raccontano al nostro TG cosa vogliono dall'Unione per la Regione. Reportage del nostro inviato a Strasburgo il giorno dell'elezione della presidenza del Parlamento europeo. Spettacolo ad Acireale, serata finale della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Grandi mattatori sul palco, Ficarra e Picone. Calciomercato, siciliane attivissime in vista della prossima stagione. A Palermo arriva l'attaccante Henry. Il Catania stringe per la mezzala Luperini, mentre il Trapani cala un poker di acquisti. Bentrovati. Palermo sotto shock, morto al Policlinico il giovane tunisino, aveva 20 anni, vittima di una brutale aggressione il 4 luglio in via Macheda, una vera e propria spedizione punitiva. Era arrivato in fin di vita al pronto soccorso. Manlio Viola. È morto dopo ben 12 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Policlinico di Palermo il giovane tunisino pestato durante la rissa dello scorso 4 luglio in via Macheda, nel capoluogo siciliano. Il ragazzo, inizialmente indicato come probabile 17enne, in realtà aveva 20 anni. Per identificarlo infatti sono stati necessari alcuni giorni, visto che non aveva documenti al momento del soccorso. Diventa così omicidio volontario quella drammatica rissa scoppiata nel pomeriggio nel tratto a monte di via Macheda, ormai ridefinito dai palermitani il Far West Macheda. Il giovane rimase vittima di una vera e propria spedizione punitiva. Tutto era iniziato poco prima a causa di una lite per il posto fra il tunisino e un palermitano venditore ambulante di pannocchia, probabilmente abusivo. Letteralmente cacciato, il palermitano sarebbe andato a chiamare gli amici e sarebbe tornato per pestare il ragazzo. Ne sarebbe seguita una vera e propria rissa fra palermitani non ancora identificati e tunisini. Rissa che adesso è diventata un omicidio. La situazione in quel tratto di strada è estremamente allarmante per i contrasti fra vari gruppi di ambulanti extracomunitari e palermitani, tutti rigorosamente abusivi. Esattamente una settimana dopo, poco distante, un'altra rissa è finita con il ferimento a bottigliate in testa di un palermitano titolare di un bar della zona. Per questo secondo scontro sono stati arrestati 2 tunisini dello stesso gruppo del ragazzo morto oggi, gruppo che staziona nella vicina via Fiume, e denunciati a piede libero 2 giovani del Bangladesh. Un'altra notte di lapilli e fontane di lava sull'Etna, un'attività che cambia di continuo il volto del vulcano, mappato anche grazie ai droni dai ricercatori dell'Istituto di Geovulcanologia. Lorena Dolci. Si passano la palla come una squadra ben affiatata. Ieri è toccato di nuovo alla voragine dare vita a suggestive fontane di lava. Ecco lo spettacolo immortalato da varie angolazioni per la gioia di appassionati e turisti. La colonna di cenere alta 6.000 metri ha annerito questa volta Aci Castello e Via Grande, mentre una colata lavica è tracimata dall'orlo della Bocca Nuova. Nel coro vulcanico tace questa volta il cratere di nord-est, una sinfonia di lapilli e boati che si è conclusa alle 5 del mattino. Un ciclo di attività che
che cambia il volto dell'Etna, mappato di continuo dal laboratorio di cartografia e droni dell'INGV. I fenomeni del 4 e 7 luglio hanno fatto crescere ancora un po' il vulcano più alto d'Europa. La vetta più alta è la Voragine, che appunto ha raggiunto la quota di 3.369 metri all'8 luglio e precedentemente invece era il cratere di sud-est. Un'evoluzione in continuo aggiornamento. Ricordiamoci che l'Etna nel passato, cioè prima del 1911, aveva un solo cratere centrale, quindi il primato dell'altezza allora era solo del cratere centrale. Poi è nato il cratere di nord-est, poi la Boccanuova, il cratere di sud-est e adesso chiaramente le quote della vetta più alta si alternano a seconda di qual è il cratere più attivo in un determinato momento. Un lavoro, quello dei vulcanologi, reso più agevole dall'utilizzo di droni professionali. Principalmente noi facciamo delle riprese nello spettro del visibile, con questa camera in particolar modo, ad altissima risoluzione. Ma quando invece siamo in presenza di un'alta nuvolosità o i gas stessi nell'aria, con le riprese termiche riusciamo a ottenere anche le morfologie del territorio. Quindi il vostro lavoro è un po' una tela di Penelope, deve essere, aggiornato costantemente. Esatto, non finiamo mai. Sì. Per la nuova eruzione nella notte la cenere è caduta in quantità su Acireale e il sindaco Barbagallo lancia ai nostri microfoni un appello a Schifani e alla protezione civile perché si acquistino mezzi speciali per l'aspirazione della cenere. Non basta continuare, dice, a spazzare i nostri comuni. Eccolo. È arrivato il momento di organizzarsi, non possiamo continuare i sindaci a spazzare i nostri territori perché le forze economiche e umane sono quelle che sono e anche in termini di attrezzatura. Ormai non è più un fatto straordinario ma è un fatto ordinario. L'Etna ogni anno coinvolge tantissimi comuni nella provincia di Catania. A questo punto ritengo che il Presidente della Regione, come capo della Protezione Civile, e l'ingegnere Cocina debbano necessariamente programmare l'acquisto di attrezzature, di mezzi speciali per aspirare alla cenere vulcanica, perché a rotazione, a secondo dei venti e a secondo di quando avviene l'eruzione, i nostri comuni vengono riempiti dalla cenere vulcanica che per fortuna oggi non diventa più rifiuto. Grazie alla circolare della regione siciliana c'è la possibilità di riutilizzarla in edilizia. Ecco, invece l'eruzione di stanotte ha risparmiato Catania, che però fa i conti con un difficile ritorno alla normalità. Sono state rimosse 600 tonnellate di cenere, ma pensate che ne restano sulle strade più di 3.000 ancora. I divieti di sosta in soccorso delle spazzatrici. Vediamo perché. Tonino De Mana. 600 tonnellate di cenere raccolte nell'800 a fronte di oltre 4.000 tonnellate riversate su Catania nell'eruzione del 4 luglio scorso. Se la matematica non è un'opinione, basta poco per certificare un'emergenza sotto gli occhi di tutti. L'ultimo parossismo ha risparmiato, per fortuna, Catania, che sta facendo i conti con un lento ritorno alla normalità, con una serie interminabile di problematiche che hanno rallentato il servizio di spazzamento. Riunioni su riunioni hanno finalmente portato ad un vero coordinamento sollecitato più volte anche dai nostri servizi che denunciavano un cortocircuito comunicativo tra enti. Ieri avevamo documentato le condizioni di Piazza Yolanda, nera come l'umore della gente. Oggi vi mostriamo l'intervento massiccio effettuato in mattinata dagli operatori della Gema muniti di soffiatore per ripulirla dalla cenere vulcanica. Dalle 4 alle 10 del mattino si lavora incessantemente con le spazzatrici che, pur tra mille difficoltà, cercano di farsi largo tra le auto in sosta. E d'ora in poi entreranno in azione i vigili urbani e il carro attrezzi per consentire ai mezzi di spazzamento un lavoro più agile ed efficace. E la differenza si vede in via Vittorio Emanuele, piazza San Placido, tanto per fare alcuni esempi, le strade sono state ripulite. Non si può dire certo la stessa cosa in via Umberto, dove saranno necessari altri passaggi ed altre rimozioni di auto. A tal proposito, nelle prossime ore saranno bonificate via Monsignor Ventimiglia, via Antonino di San Giuliano tra le vie 6 Aprile e via Etnea e piazza Manganelli. L'invito ai proprietari delle macchine è quello di rispettare la segnaletica per evitare un verbale ed il grattacapo di doversi presentare nel deposito AMTS per riavere l'auto.
Intanto sempre a Catania è stata completata la riqualificazione dello slargo di via Giacomo Leopardi, angolo via Principe Nicola, su impulso del Presidente della seconda municipalità in collaborazione con la Direzione Verde Pubblico ed Ecologia e con la cooperativa sociale I Girasoli, ripulita questa aiuola dove venivano abbandonati i rifiuti dopo la rimozione dei cassonetti. Questo grazie anche all'aiuto di 15 ragazzi della comunità minori stranieri non accompagnati del centro di via Giannotta. Ci trasferiamo a Messina, smantellato nel quartiere di Ritiro un gruppo che spacciava droga rifornendosi da Catania e dalla Calabria. 9 gli arresti, emerge il ruolo delle donne. Francesco Triolo. La droga veniva chiamata col nome in codice di profumo ed erano soprattutto donne a provvedere allo smercio, ma non solo della sostanza. Ma le indagini dei carabinieri della compagnia Messina Centro hanno svelato come invece ci fosse un'associazione ben radicata ed organizzata che riusciva a procurarsi marijuana e cocaina da Catania e dalla Calabria, gestendo un'efficiente rete di distribuzione di consistenti partite di droga. Sono 9 le persone raggiunte questa mattina da un provvedimento di misura cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Messina, 4 destinatari di custodia in carcere, 5 domiciliari con le accuse di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini sono state svolte nell'arco temporale dal novembre 2020 al settembre 2021 e hanno delineato gli assetti del gruppo criminale, individuandone i promotori ed organizzatori, gli incaricati alla detenzione e alla cessione della sostanza, nonché alla contabilità derivante dal relativo commercio. In particolare è stata localizzata la base operativa del sodalizio, l'appartamento di un indagato agli arresti domiciliari nel quartiere di Ritiro, che sarebbe stato utilizzato anche per la programmazione delle attività e delle strategie, oltre che come punto di stoccaggio ed occultamento delle sostanze stupefacenti. In particolare il ruolo rivestito dalla componente femminile della compagine, a cui erano devoluti gli incarichi delicatissimi di riscossione del denaro provento dalle illecite attività e gestione economica degli affiliati. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano già arrestato 6 persone in flagranza e sequestrato complessivamente circa 8 kg di sostanza stupefacente tra cocaina e marijuana. A Catania la polizia ha arrestato un 41enne per gravi maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. 2 settimane fa l'uomo si era presentato a casa della donna con una bottiglia piena di benzina. Voleva dare fuoco all'abitazione e sono stati i vicini a strappargli fortunatamente l'oggetto dalle mani e a costringerlo a fuggire. È stato poi rintracciato a casa della sorella e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Emergenza idrica a Messina, tavolo convocato in prefettura questa mattina, anche a Trapani consiglio comunale straordinario. Buona notizia per i catanesi, firmata la convenzione con la Servizi Idrici Etnei. Vediamo i particolari con Francesco Triolo. Con le temperature roventi di questa settimana si complica anche la crisi idrica in Sicilia. A Messina era stato annunciato e si è tenuto un tavolo tecnico in prefettura chiesto al sindaco Federico Basile con la presenza di Sicilia Acque. Il nodo è il rifornimento idrico alla città. Il sindaco ha chiesto che l'acqua venga dirottata all'utilizzo potabile con i ristori per gli agricoltori, ma il tavolo è stato aggiornato a giovedì. Il tema è delicato perché la risorsa idrica continua a diminuire in tutta la Sicilia, lo voglio ricordare, e quindi faremo un ulteriore passaggio giovedì per comprendere come possiamo eventualmente supportare ancora di più il disagio della cittadinanza. Di emergenza idrica si è parlato anche a Trapani, dove si è tenuto un consiglio comunale straordinario, mentre ad Agrigento la turnazione arriva adesso a 15 giorni. A Catania invece finalmente potrà esserci il gestore unico dell'acqua. È stata firmata la convenzione della durata di 29 anni tra l'Assemblea territoriale idrica del capoluogo etneo e la Servizi Idrici Etnei, la società per azioni che già dal lontano 2005 avrebbe dovuto gestire il servizio idrico integrato nei 58 comuni del catanese, occupandosi non solo di far arrivare l'acqua nei rubinetti ai cittadini, ma anche del collegamento fognario e della depurazione dei reflui. Nell'estate degli omicidi bianchi in aumento scendono in campo i carabinieri del NIL, il nucleo ispettorato lavoro. Hanno effettuato controlli contro il lavoro nero, il caporalato, i sistemi di protezione e le garanzie sanitarie del lavoro tra Palermo e Trapani. Per 4 aziende è scattata la sospensione dell'attività. Manlio Viola.
Lotta al caporalato ed al lavoro nero, ma non soltanto a quello. Nelle campagne siciliane è guerra anche alle condizioni di lavoro insicuro, con particolare attenzione al rispetto di tutte le norme sanitarie. Sono 4 le aziende agricole nel Palermitano, nelle quali i carabinieri hanno trovato 14 lavoratori irregolari o in nero su 16 controllati. Tra questi c'erano anche 4 minori migranti senza il permesso di soggiorno. Le violazioni maggiormente riscontrate sono state la mancata formazione dei lavoratori e l'assenza di sorveglianza sanitaria, così come la mancata nomina del responsabile della sicurezza. Sono state elevate numerose sanzioni amministrative e sono state sospese le attività imprenditoriali, impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di illegalità riguardanti le posizioni lavorative dei propri dipendenti. Nell'estate siciliana i controlli aumentano da parte dei carabinieri del NIL, l'Ispettorato del Lavoro, insieme ai colleghi dei vari comandi provinciali. Ieri era toccato al Trapanese con diverse altre aziende agricole della provincia sotto la lente di ingrandimento. In quel caso sono state ispezionate 6 imprese agricole, di cui 4 sono risultati irregolari. 2 i lavoratori in nero su 24 controllati, di cui 1 minorenne extracomunitario. Per un'azienda è scattato anche lì il provvedimento di sospensione dall'attività imprenditoriale, oltre a una sanzione di 3.700 euro. Sono state elevate altre ammende per oltre 80.000 euro nel complesso e sanzioni amministrative a 7.800 euro. La sagoma del governatore Schifani in tour sotto il sole, la campagna lanciata dalla CGIL per contrastare il grave rischio per la salute dei lavoratori edili esposti al gran caldo. Prima tappa questa mattina Agrigento, poi Caltanissetta e Enna. Il tour toccherà anche Catania. Davide Sardo. Una sagoma del presidente della regione Renato Schifani all'ingresso del viadotto Morandi, chiuso parzialmente per lavori in corso. È stato scelto il ponte che collega Agrigento con Porto Empedocle per lanciare anche in provincia di Agrigento la giornata della mobilitazione regionale della CGIL Fillea Lavoro Edile, intitolata Segui la sagoma Schifani Tropical Tour, contro l'emergenza legata ai gravi rischi ricorrenti nei cantieri edili quando si lavora oltre 35 gradi di temperatura, a cui finora non è seguito alcun riscontro da parte del governo regionale. Abbiamo chiesto alla Regione Sicilia di fare un'ordinanza regionale che valga per tutti i comuni, per restringere le attività nelle ore più calde della giornata. Abbiamo ottenuto ordinanze comunali in questi anni in altri territori, ma serve un'ordinanza per dare un segnale netto in tutta la Sicilia. Io sfido la classe dirigente al governo a stare un giorno nei propri uffici senza aria condizionata, in maniera tale da capire cosa significa stare a mezzogiorno nei cantieri edili, così come nelle campagne. Si tratta di una campagna sullo sfondo ironico e sarcastico che intende porre la classe politica preposta al governo con le spalle al muro. Non è tempo di parole e annunci a vuoto, bensì di azioni concrete, prima che, come fino ad oggi è accaduto, si piangano i morti sempre dopo gli incidenti. Ci trasferiamo a Strasburgo. Gli eurodeputati siciliani raccontano al nostro TG cosa vogliono dall'Unione Europea per la nostra regione. Reportage dell'inviato a Strasburgo il giorno dell'elezione della presidenza del Parlamento, Luca Ciliberti. A Strasburgo si apre la nuova legislatura per i 705 deputati dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea per una settimana decisiva, quella che determinerà i vertici delle istituzioni dell'Unione Europea. Stamattina Roberta Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record in plenaria, 562 voti favorevoli sui 699 presenti. Adesso la partita politica tra gli Eurogruppi si giocherà sulla designazione dei 14 vicepresidenti. Giovedì toccherà alla Presidente della Commissione Europea con l'uscente Ursula von der Leyen che cerca la riconferma. A Strasburgo, soprattutto per i nuovi eurodeputati che si sono presentati con le famiglie e gli affetti più cari per tutti, è un primo giorno di scuola. Oggi noi abbiamo rimarcato uno dei temi più importanti che riguarda la Sicilia, che è l'immigrazione, ma siamo convinti che la legislatura che si apre sarà importante su tanti temi, la modifica del Green Deal, l'andare incontro alle esigenze degli agricoltori, per noi in modo particolare avviare una discussione sui grandi temi come quello della siccità. In Europa arriviamo per cercare di dare anche una mano per una coesione degli Stati all'interno di un'Europa che possa essere più forte, che possa essere più autorevole nei rapporti anche commerciali con gli altri continenti. Ma vorrei dire anche che questa Europa deve guardare alla pace. Onorevole Antoci, prima interrogazione parlamentare della nuova legislatura è la sua. Sì, insomma è su un tema importante, siamo partiti con un tema importantissimo, quello della siccità. A questo seguirà sabato un incontro
è un convegno a Sant'Orsteno di Camastra. Un'Europa mai come questa volta, che deve essere considerata vicina e di interesse alle esigenze della Sicilia. Rientriamo nella nostra regione, a Ragusa, tutto pronto per il progetto Pulmi. Da agosto un innovativo sistema di trasporto dai comuni montani in città per contrastare l'isolamento geografico e sociale. Veronica Barbarino. Novità in termini di trasporto per contrastare l'isolamento geografico e sociale dei comuni montani. È il progetto sperimentale Pulmi, un servizio di trasporto di comunità promosso da Svimed, l'Argent e Fondazione San Giovanni Battista. 2 pulmini da 9 posti consentiranno un collegamento diretto alla città di Ragusa attraverso una chiamata, adattandosi dunque alle esigenze collettive. Da agosto, per la prima volta in Sicilia, la fase di sperimentazione, per poi partire in maniera strutturata a ottobre. Spostarsi insieme dentro un pulmino, questo significa fare comunità in un momento e un particolare periodo in cui la società soffre di individualismo. Anche il condividere il trasporto diventa una costruzione di una comunità ancora più coesa. Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo saranno quindi meno isolate. Lavoratori, pendolari, studenti, categorie fragili potranno usufruire di un servizio che conterà 30 fermate prenotate in anticipo tramite app e call center. Queste sono state individuate attraverso focus group locali affinché il servizio possa davvero corrispondere ai bisogni della comunità. Inoltre il nuovo sistema ribalta il modello tradizionale del trasporto pubblico, adattandosi alle richieste degli utenti e viaggiando solo quando c'è richiesta, rendendolo così anche amico dell'ambiente. Ad Acireale pubblico delle grandi occasioni per la serata finale della rassegna cinematografica dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Grandi mattatori sul palco, Ficarra e Piccone. Eva Spampinato. Noi abbiamo capito subito che una storia su Giovanni Pirandello avrebbe Luigi Pirandello e anche i suoi familiari, fra cui Giovanni e tanti altri, avrebbe comunque interessato il pubblico, perché è un fatto di cultura e la cultura è importante. La simpatia e l'eterno gioco di equivoci di Ficarra e Piccone hanno conquistato il pubblico di Acireale per la prima edizione del Festival Cinematografico Acese, che quest'anno è stato dedicato ai lavori del regista palermitano Roberto Andò, con cui il duo comico ha sancito una proficua collaborazione artistica partita con La stranezza, che mette insieme uno degli aspetti più importanti dell'opera di Pirandello, la mescolanza di comico e tragico, da cui la nascita di questa Cast vincente non si cambia. Roberto Andò rilancia e rimette insieme Tony Servillo con Ficarra e Piccone per un nuovo film, L'Abbaglio, ambientato in Sicilia, in uscita a gennaio, che partirà ancora da un fatto storico reale. A me piace partire da un dato storico reale e insinuare un elemento di invenzione, anche nell'Abbaglio è così. È lo sbarco dei garibaldini che vanno a trovare Pirandello. Sì, vanno ad Agrigento proprio per dirgli: oh, mi raccomando, vedi che poi un giorno tu devi scrivere. Pirandello era piccolino, no? Allora era giovane. Il film si chiama L'Abbaglio, ma si poteva chiamare i 1000 personaggi in cerca d'autore. Esatto. Si era indecisi. La rassegna cinematografica diretta da Mario Patanè ha visto sfilare in 5 giorni ospiti come Isabella Aragonese, David Coco, Donatella Finocchiaro e Valeria Solarino. Laurea honoris causa a Michele Guardia, autore di tantissime trasmissioni televisive di successo. La cerimonia ufficiale si svolgerà a Palermo giovedì 18. Complimenti all'amico Guardia anche da parte nostra. E adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, i tanti colpi delle squadre siciliane sul mercato. State con noi, vi aspettiamo. Andiamo con il calcio, colpi su colpi. Le siciliane si rinforzano sul mercato in vista della prossima stagione. A Palermo arriva Henry. Catania che invece stringe per la mezzala Luperini. A Trapani poker di acquisti. Marco Gullà.
Ieri Nicolau, oggi l'attaccante Thomas Henry. Il nuovo Palermo prende forma, arrivano le ufficialità e il tecnico Dionisi lavora per fare il primo tagliando alla sua squadra. Henry ha giocato in Serie A con la maglia del Verona, attaccante centrale, bravo anche a fare parto da solo e a far salire la squadra. Insomma, un jolly per il tecnico Dionisi. Intanto i rosanero continuano a lavorare in quel di Livigno. Giorno 20 amichevole contro il Monza, giorno 26 invece test contro gli inglesi del Leicester. Catania, sul mercato occhi puntati sul centrocampista della Ternana Gregorio Luperini. La mezzala classe 94 piace tanto al direttore sportivo Daniele Faggiano. Al momento il Catania ha formulato l'offerta dai contenuti più interessanti sia per il calciatore che per le casse della Ternana, proprietaria del cartellino, ma la società rossoverde non la ritiene soddisfacente e chiede un esborso economico ancora più importante. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Nel frattempo rossazzurri che proseguono il lavoro ad Assisi. Messina ancora attesa per la possibile cessione del club, tutto è stand-by. Per il ritiro si valuta anche la località Santa Domenica di Vittoria. Trapani, dal Bari arriva il difensore Daniele Celiento. Non solo lui, il club granata ha chiuso anche per il portiere Alessio Pozzi e gli attaccanti Muscas e Marsicò. Si tratta di 3 giovani di prospettiva che vanno ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico Torrisi. Bene, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie e buon pomeriggio.